Picchiata più volte dal marito con calci e pugni anche quando era incinta, tanto da essere costretta a partorire anticipatamente e per i motivi più assurdi, da un dolce mal riuscito al rifiuto di lavargli i piedi o a qualche gesto che non controllava direttamente, come una telefonata. L'ennesimo caso di maltrattamenti in famiglia arriva da Rovigo, una violenza domestica con offese, minacce, botte e anche un episodio di abuso sessuale. A essere rinviato a giudizio è un 33enne di origini albanesi per il quale il giudice ha chiesto il processo contestandogli una sfilza di reati: maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, lesioni personali. La prima udienza è fissata per dicembre. Nel frattempo il 33enne ha il divieto di avvicinamento alla moglie e al figlioletto, costretto suo malgrado ad assistere a diversi episodi di prevaricazione del padre nei confronti della madre nell'arco di parecchi anni, dal 2011 al 2018. Una gelosia senza limiti aggravata dall'abuso di alcol, minacce di morte per ogni cosa, una situazione insostenibile che ha spinto alla fine la giovane donna a ribellarsi e a denunciare quel marito aguzzino. Lei e il figlio si sono costituiti parte civile nel processo per avere giustizia e chiudere un capitolo della vita doloroso e durato fin troppo a lungo.